benvenuti. Oggi è venerdì 5 aprile 2024. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 18:26. La luna sorge alle 3:53 e cala alle 14:36. Oggi si celebra San Vincenzo Ferrer. Il nome deriva dal latino Vincentius e dall'aggettivo vincens, che significa che vince, che conquista. Oggi 5 aprile celebriamo la Giornata internazionale delle coscienze, un'iniziativa promossa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa giornata è un invito a tutti, appunto gli Stati membri, a impegnarsi nella costruzione di una cultura della pace. L'obiettivo è di promuovere questi valori universali in armonia con le tradizioni e le culture locali e nazionali. È un momento per riflettere su come possiamo contribuire per costruire un mondo più pacifico e consapevole. Un caloroso augurio di buon 48esimo compleanno a Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter e icona della Lazio, sia come calciatore che come allenatore. Inzaghi è l'unico ad aver vinto sia la Coppa Italia che la Supercoppa Italiana con la squadra biancoceleste. È noto anche per il suo ex legame con Alessia Marcuzzi e per essere il fratello di Filippo Inzaghi, anch'esso ex calciatore e allenatore. Oggi festeggiamo anche gli 81 anni di Elena Ferrante, autrice dell'acclamato romanzo L'amica geniale. Ha debuttato nel 1992 con L'amore molesto, che è stato adattato in un film presentato al Festival di Cannes nel 1995. Seguono opere di successo come I giorni dell'abbandono, trasformato in un film da Roberto Faenza, e la serie di romanzi che inizia con L'amica geniale, che ha ispirato l'omonima serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2018. Infine un augurio di buon 51esimo compleanno a Pharrell Williams, uno dei produttori musicali di maggior successo dell'era contemporanea. Billboard lo ha nominato il miglior produttore del decennio 2000-2010. Ha vinto 13 Grammy Award, oltre a ricevere 2 nomination agli Oscar. Ha prodotto colonne sonore per film come Cattivissimo me, Il Grinch, The Amazing Spider-Man e Il Re Leone. È anche un influente nome nel mondo della moda. Ha collaborato con marchi come Moncler, Chanel, Tiffany. Recentemente è stato nominato direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton. Un vero giallo letterario avvolge la letteratura italiana. Il 5 aprile 2004 si scopre che le spoglie di Francesco Petrarca d'Arquà sono in realtà quelle di una donna del 1207. È una conferma di quanto da tempo si sospettava, ma ora il mistero si infittisce. Avete presente quel profumo irresistibile di bucato appena steso? Bene, non è solo una sensazione, è scienza pura. E la ricercatrice italiana Silvia Pugliese ci ha finalmente svelato il segreto. Non è la natura, ma la scienza che ci regala quel fresco aroma. I raggi solari trasformano le molecole sui panni umidi in aldeide e chetoni, gli stessi composti che troviamo nei fiori. Buongiorno ai 12. Oggi c'è un evento molto particolare nel cielo, ovvero Venere arriva in Ariete e riavvia un ciclo zodiacale. Pronti per la Venere più equinoziale, primaverile ed esplosiva che lo zodiaco prevede? Vediamo cosa succede. Ariete, come promesso, ecco giunto il vostro momento. Venere adesso è con voi. Venere è pianeta della piccola fortuna, della buona salute e chiaramente anche dell'amore. Incontri bellissimi per voi Ariete, o conquistate consapevolezze che in amore siete amati. Godetevela. Toro, la vostra Venere si fa un po' calda e arriva in 12ª area per voi, quindi un'area che per voi sarà un'area di attesa, a volte con qualche insicurezza o dubbio, ma è una Venere che piano piano si sta sempre più avvicinando a voi, Gemelli. Venere ha per voi un bel messaggio, ovvero un messaggio fatto di tante persone che vi vogliono bene, di coralità intorno a voi, di ripresa dell'amore. Quindi complimenti cari gemelli, state iniziando a superare con Venere un momento di tensione non facile.
Avete resistito bene e adesso Venere è il premio. Cancro. La Venere oggi si sposta in Ariete, per cui inizia una quadratura per voi, quindi attenti in questo periodo in cui Venere transiterà in Ariete a non fare troppo innervosire il partner o non tirare troppo la corda coi vostri affetti. Le vostre emozioni a volte non sempre sono semplici da contenere, tenetelo a mente. Leone, finalmente una Venere amica, e dopo tante tensioni e lo studiarsi come due animali che devono decidere se combattere o no, ecco che Venere porta adesso la pace in amore e fa ritrovare un sentimento, un'intesa decisamente più fluida e potente. Venere è anche pianeta della buona fortuna, per cui assolutamente vi richiamerà anche al qualche piccolo evento positivo che vi allieterà. Vergine, Venere finisce la sua opposizione, quindi ora i pianeti contro sono solo 3. Quindi la buona notizia è che almeno in termini di salute o di stress, Venere vi saluta dall'opposizione dismettendola, dicendovi che va un po' meglio. Bilancia, Venere, la vostra Venere, il vostro pianeta, si pone proprio a 180 gradi in opposizione, è in Ariete, ma è una Venere che si infiamma e si ricarica di energia stessa. L'obiettivo quindi è l'amore, proprio perché quando un pianeta è a 180 gradi diventa l'obiettivo da raggiungere. Ebbene, cercate di inseguire un nuovo amore fatto su connotati diversi. Avete concluso un vecchio ciclo affettivo. Scorpione, una Venere che termina il suo trigono, non avrete più il suo appoggio, ma è comunque in un segno di Marte. Una Venere così vi accende, vi fa semplicemente sentire che l'amore ha compiuto un'altra età più matura, e adesso i desideri sono molto più saggi e fattibili. Sagittario, bella notizia per voi perché è una Venere di trigono, quindi torna l'amore nella vostra vita, tornano i legami affettivi, torna qualcosa finalmente di più semplice, non si può sempre lottare, giusto? Ebbene, godetevi questa Venere, è un ritrovato stato di benessere. Capricorno, Venere in quadratura in genere significa di fare un pochino più attenzione a cosa? Beh, voi siete il segno delle ossa e dei denti, quindi da tenere sotto controllo le ossa e le articolazioni in generale, mentre invece vi ricorda che il tempo dell'amore è un tempo molto importante e che non va mai trascurato, quindi non immergetevi come al solito nel lavoro trascurando il partner, proprio perché Venere in quadratura rende tutto un po' più complicato in amore. Acquario, una Venere finalmente amica, una Venere dinamica, una Venere che parla di relazioni, di incontri nuovi, di socievolezza da parte vostra. Ecco, Venere in questa posizione fa iniziare la primavera, manca solo la riattivazione di Mercurio. Coraggio. Pesci, Venere esce gloriosamente dai vostri gradi, dove è la più potente in assoluto, ma per riniziare il suo viaggio nello zodiaco partendo dal primo segno, dall'Ariete, e per ricaricarsi di nuova energia. Il suo passaggio, il suo abbraccio con Nettuno sono stati commoventi e vi ha portato tanto. Adesso gli effetti della Venere diventeranno oggettivi, meno sentimentali, ma più concreti. Il 5 aprile del 1930 il Mahatma Gandhi compie un atto di estrema disobbedienza civile, la cosiddetta Marcia del Sale. Dopo 240 miglia raggiunge i Danni, in mezzo ad una folla che lo acclama, per raccogliere qualche grammo di sale infrangendo un divieto imposto dal monopolio degli inglesi. Un grande passo verso l'indipendenza dell'India. A tutta birra! Viene utilizzato per invitare ad andare a tutta velocità o per spronare qualcuno a dare il massimo. Pare che in passato i carrettieri utilizzassero la birra come energetico per i propri cavalli, e da qui l'espressione. Alcuni farebbero risalire il modo di dire all'errata traduzione dell'espressione francese à toute bride, cioè a tutta briglia. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Giuseppe Arcimboldi, il gran bizzarro di Milano, cresce in una famiglia dove l'arte è di casa.
Nel 1562 la sua vita prende una svolta. Si trasferisce a Vienna, ospite di niente meno che il futuro imperatore Massimiliano II. Qui Arcimboldi dà vita a 2 cicli di dipinti che cambieranno per sempre il corso dell'arte. Ma la vera rivoluzione sono le sue teste composte. Ritratti vivaci fatti di fiori, verdura, pesci e oggetti di uso quotidiano che si fondono in espressioni grottesche. Queste opere, apparentemente semplici, appunto dei divertimenti per la corte, celano in realtà simboli profondi. Ci lasciamo con la frase del giorno. L'ottimismo è la fede che porta al successo. Non si può far niente senza speranza e fiducia. E noi di speranza e fiducia ne abbiamo proprio tanta. Perché ci rivedremo sicuramente domani con una nuova, fiduciosa, imperdibile puntata del nostro almanacco.